Ad ESCO 2025 hanno presentato dei dati di biopsia liquida che possono porre le basi per dei nuovi approcci terapeutici. Primo tra tutti lo studio Serena 6. Lo studio Serena 6 è andato a valutare lo switch in corso di prima linea del camisestrant in corso di inibitore dell'aromatasi, non aspettando una progressione clinica, una progressione con TAC, ma andando a monitorare la comparsa della mutazione di SR1 a livello di DNA tumorale circolante. Questo va sul solco dello studio Padawan, ovviamente con un disegno e con una tecnologia più allineata con quella che è la valutazione NGS attuale. Lo studio da un lato ha dimostrato un beneficio in Progression Free Survival 1, i dati di Progression Free Survival 2 non sono ancora maturi, hanno un dato interessante, un dato significativo, ma soprattutto porranno le basi per fare la valutazione formale dell'overall survival, che è il vero punto che potrebbe portare a confermare il ruolo dell'utilità clinica della biopsia liquida, quindi non solo la validità del test, ma anche l'utilità che questa può portare nell'andare ad impattare il processo decisionale. Altri dati invece inaspettati, se vogliamo, perché non uno studio basato soltanto sulla biopsia liquida, sono i dati di biomarcatori che sono stati presentati per quanto riguarda il Destiny Breast 06. Destiny Breast 06 ha fatto vedere che alterazioni in PIK3CA o in SR1 non vanno ad impattare su quella che è il beneficio derivante dal TDXD, il che effettivamente non va a sorprendere, dato che è stato estremamente interessante ed estremamente suggestivo è l'impatto che invece si è notato in quelle pazienti che avevano una mutazione di BRCA1 o 2 detettata a livello di DNA circolante, quindi indipendentemente dallo stato germinale o dallo stato somatico. Questo ha sì una base biologica, dato che l'alterazione nel DNA repair è effettivamente targetata dal TDXD, però può effettivamente porre delle basi per nuovi approcci ancora più personalizzati in un setting come quello degli ADC, che effettivamente ha portato ad uno scivolamento di quello che è la medicina di precisione.